Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Puntata domenicale molto importante perché tutte le squadre dilettantistiche sono ritornate in campo, per cui anche per questa volta riproporremo come al solito le classifiche, i commenti e ci dice a tutti i nostri telespettatori. Dovremmo dire anche buona Befana a chi? No, buona non lo Befana, diciamo a nessuno. Auguriamo una buona giornata di Epifania ormai. Neanche a Jenny, che oggi mi è venuta in ritardo, però per fortuna pronta per la diretta. Ciao Jenny. Buonasera Ettore, buonasera amici di Penalty che ci seguite da casa. Sappiamo che non è comunque la tua festa, no. Ci teniamo a dirlo e a sottolineare. No, campionato di Serie D. Perfetto. Vado subito a salutare i nostri tre ospiti che staranno con noi all'interno di questa 15ª puntata di Penalty. Subito Franco Anastasi, giornalista sportivo a 360 gradi, perché non ti interessi solo delle serie professionistiche ma anche dei campionati dilettantistici. Tutto dei campionati dilettantistici. Però tu un occhio di riguardo l'hai fatto anche per i professionisti. Certo, buonasera a tutti. Ciao Ettore. Ciao Franco. Al centro abbiamo Ignazio Refice, allenatore del Ciclope Bronte. Ciao Ignazio, ben trovato. Grazie, buonasera. È andata bene oggi, eh? È andata bene. Contento. È andata un po' maluccio invece per il presidente del Real Città di Paternò, Ivan Mazzamuto. Ciao Ivan, oggi avete perso, ma avete perso con la prima in classifica. Sì, abbiamo perso una partita che a mio avviso non dovevamo perdere. Vabbè, anche se il risultato... Il risultato sembrerebbe invece che, insomma, un 4-1 che... Diceva altro il campo. Ah, dice altro, adesso ce lo racconterai sicuramente. Però onore comunque a questo Biancavilla che sta sorprendendo. È la squadra più forte del campionato e sicuramente vincerà il campionato. Benissimo, grazie a Ivan. E subito a questo punto obiettivo con il campionato di Serie D. Voglio ricordare, prima di passare a Jenny con i risultati, che a partire da questa domenica, anzi a partire da questa delle 22:15, la sala stampa di Penalty. Non parleremo di calcio dilettantistico, ma parleremo solo delle squadre professionistiche siciliane, quindi Palermo, Catania. Appunto i risultati di Serie D insieme a Jenny. Reggio Calabria, Aversa Normanna 2-1. Gragnano, Cavese 1-2. Noto, Due Torri 1-0. Città di Scordia, Leonfortese 0-1. Penalizzazione, mentre il Vigor Lamezia un punto di penalizzazione. E adesso subito il prossimo turno si giocherà domenica, quindi tra qualche giorno, domenica 10. Un po' limita le ambizioni di primi posti della formazione di Venuto e di fatto la formazione netina mette in cassaforte la salvezza, mentre invece non sembra conoscere sosta la crisi dello Scordia, nemmeno l'entusiasmo per l'arrivo di Beppe Mascara riesce a frenare il precipizio della squadra di Serie A. Classifica, magari se adesso vediamo la graduatoria, continua questa risalita infinita del Reggio Calabria Regina, che vince anche oggi e secondo me può ancora inserirsi nella lotta per il primo posto, perché in fondo, guardando la classifica, 7 punti è il distacco fra gli Amaranto Reggini e la coppia di testa, quindi insomma 7 punti in 13 partite. Non so cosa ne pensano i nostri ospiti, adesso sentiremo anche il parere. Penso che sia un distacco che può essere recuperato agevolmente. Certo, allora parliamo subito con gli ospiti, però tra poco vedremo anche il servizio di Giovanni. Non sono tanto d'accordo con il rientrare nel primo posto per la Regina, per il Reggio Calabria, perché troppe squadre davanti che corrono, è difficile da andarli a prendere. Il Siracusa ci sta che magari alla ripresa del campionato si incespica anche in casa. Il campionato di Serie D è un campionato molto difficile dove nessun risultato è scontato, le squadre hanno la propria forza e non è semplice contro nessuno, il risultato di oggi. È anche vero che nessuna delle tre riesce a scappare e tutte e tre, specie in trasferta, vanno a perdere punti. Ricordo ad esempio la Cavese che è andata a perdere al Leonforte, il Siracusa ha lasciato punti in trasferta ad esempio alla Lamezia Terme. Tutte e tre, nessuna delle tre è riuscita a scappare. Ma è lo stesso discorso che stavo facendo prima, cioè se il Siracusa incespica col Marsala significa che nulla è scontato, che le squadre, il livello è quello e quindi anche il Regina può perdere punti e sicuramente chi insegue non può permettersi nessun passo falso e loro sono nella situazione di dover rincorrere tre squadre. C'è un'altra squadra siciliana che comunque, pur perdendo a Noto, continua ad essere sempre la squadra rivelazione comunque.
Sì, diciamo che può rappresentare la mina vagante di questo campionato. Eccola qua la classifica. Non aveva inizialmente obiettivi di promozione o di playoff, però si ritrova nelle possibilità magari di riuscire a stare lì al ridosso. E sotto c'è anche la Leonfortese, attenzione che con questa vittoria Scordia è una bella realtà, sì, una bella realtà, probabilmente anche ogni anno. Già il fatto che facciano la Serie D per loro è importante. Anche Gaetano Mirto sta facendo molto bene da qualche anno. Anche Mirto. Va bene, ok, mi avvicino a Carmelo perché è così incerto, mentre Colpo invece reagisce dopo un periodo complicato anche l'Alba Alcamo che supera il Mussomè. Queste immagini salutiamo tutta San Cataldo che in questo momento è molto felice. Franco Anastasi, San Cataldo vuol dire San Cataldese, vuol dire comunque società che ha fatto a grandi classifica da un punto, quindi e qui ancora tutto è aperto. Stiamo parlando qua di pronostici, stiamo discutendo così, ma è chiaro che ancora tutto aperto. Il campionato Prima giornata di ci vorranno ancora 14 giornate, quindi può succedere di tutto. Non credo che si inseriranno altre squadre, anche se attualmente il Paceque è a un punto. Sì, però questo Gela impressiona. Ignazio, sei d'accordo nel dire che comunque San Cataldese è bellissima squadra, però, dico però, il Gela... L'eccellenza era soltanto di passaggio, poi ha pensato che le imprese personali sono diverse, per cui ha pensato bene di ridimensionare la squadra, poi invece ci ha ripensato. Benissimo, mettiamo da parte il girone A perché adesso è il momento di parlare del girone B. Jenny, sei prontissima con i risultati? Catania 9, Forza Calcio Messina 8, Orlandina 6. Ricordiamo che la Sicula Leonzio ha un punto via dall'Angelino Nobile. Un altro risultato, tra virgolette, un po' a sorpresa è anche la sconfitta del Palazzolo sul campo del Giarre. Interrotta la lunga serie utile iniziata dopo l'arrivo di Pippo Strano, per il Giarre di Mancuso sono 3 punti importanti. Per il resto l'Igea Virtus passeggia sui resti dell'Orlandina e il Rocca vince, seppur faticando più del previsto, 1-0 sul Milazzo. Altra vittoria come da pronostico, quella del Troina sul Modica, e anche la Cireale nelle ultime settimane ha preso un bel passo. Oggi ha vinto nel derby, non semplice nemmeno questo, a Via Grande. Allora, guardando un po' la classifica, Franco, devo dire che come al solito in vetta c'è di tutto, no? C'è una settimana dopo 12 risultati utili. Quindi direi che il campionato qua se lo giocheranno, secondo me, c'è l'imbarazzo della scelta. La Leonzio e la Cireale se lo giocheranno, gli altri potranno lottare per i playoff. Addirittura la Cireale per te, che in questo momento comunque ha tardato. 2 fra Leonzio e la Cireale, con l'Igea Virtus terzo incomodo. E Rocca di Capreleone dove lo mettiamo? Rocca di Capreleone lo mettiamo fra le squadre. Capreleone potrebbe essere una squadra che dirà la sua. Io sono d'accordo a metà con il maestro. Vero è che la Leonzio secondo me... Però anche lì, quando deve fare il salto di qualità come la gara di oggi, oppure perde in casa con la San Pio X, anche lì siamo sempre nel vorrei ma non posso. Nel vorrei ma non Tieni posso. Presente che la Leonzio aveva perduto a Taormina. Sì, esatto, la stessa gara di Taormina dell'andata. Ci sono... Quando i giocatori vengono così messe sulle palme, vengono trattati molto bene, i giocatori danno il massimo. Mi permetto di aggiungere una cosa. Credo che Santopalma sta facendo un lavoro interessante adesso, da quando è arrivato ad Aciliale ha rimesso secondo me le cose a posto, perché c'era prima un po' di maretta comunque. Sì, in effetti qualcuno è andato via, non lo so i motivi, si pensava... qualcuno ha detto che remava contro. A proposito di calciatori che scendono di categoria e magari faticano ad adattarsi, io sono convinto che questo dipenda dall'intelligenza. Benissimo. Il numero l'avevo segnato, la nostra linea WhatsApp 327 300 4542, collegamento costante con il popolo di penalty.